Anche ad Agrigento si inaugura oggi una scuola di formazione denominata Nissolino Corsi. La caratteristica di Nissolino Corsi è che è una scuola leader nella preparazione ai concorsi per le forze armate e le forze di polizia. Ne parliamo con il professore Casalicchio, che è un po' l'anima di questa novità agrigentina. Sì, è una novità agrigentina perché finora ad Agrigento la Nissolino non c'è mai stata. Devo dire che è una bellissima realtà perché ha un ambito specifico che sono le forze armate, le forze di polizia, che oggi offrono decisamente delle opzioni di lavoro e delle prospettive molto interessanti. Noi abbiamo detto di sì alla loro proposta, per cui stasera inauguriamo questa sede ed evidentemente vogliamo essere punto di riferimento per tutti coloro che studenti oppure giovani oppure ragazzi che non hanno compiuto 30 anni vogliono addentrarsi nel mondo delle forze armate e delle forze di polizia, ritenendo di fare una operazione di orientamento e di formazione utile soprattutto in un momento nel quale le occasioni di lavoro per la verità sono poche e nel momento in cui il lavoro diventa molto selettivo, per cui tutto quello che passa attraverso le varie situazioni evidentemente noi lo raccogliamo e vogliamo proprio essere di supporto, di sollecito per tutti i ragazzi che evidentemente vogliono addentrarsi. Voi offrite diversi servizi, tanti, tra questi quali? Noi offriamo due tipi di servizio importanti. Il primo è quello dell'orientamento. Oggi essere orientati è una cosa fin troppo importante, è un valore aggiunto perché si hanno le idee chiare rispetto a quello che il mercato del lavoro oggi presenta. Questa è la prima cosa importante, ecco perché abbiamo intavolato anche discorsi con le scuole in modo tale che i ragazzi sappiano che una volta che finiscono le scuole superiori hanno anche questo tipo di chance. La seconda è una formazione completa a 360 gradi che evidentemente fa riferimento a tutte le occasioni che le forze armate e le forze di polizia danno, ritenendo che la gerarchia è una gerarchia complessa che va dalle accademie fino ad arrivare agli agenti passando per i sottufficiali e quindi ad esempio se un ragazzo entra nell'accademia evidentemente raggiunge un obiettivo straordinario che è quello relativo al fatto che si laurea con un corso quinquennale, che durante questo periodo prende lo stipendio regolarmente e che diventa ufficiale. Ecco, se i ragazzi si impadroniscono di questi meccanismi evidentemente sanno che oltre a tutte le altre opzioni ce n'è una importante che è quella della Nissolino. Ecco, come siete strutturati a livello di scuola? Siamo strutturati in una struttura scolastica a tutti gli effetti, dove ci sono le aule per il lavoro individuale e quello collettivo, dove ci sono i computer per quanto concerne le discipline che hanno bisogno del supporto informatico, dove c'è tutto quanto serve per poter frequentare la scuola per un intero anno, per cui in questa scuola evidentemente non è che si tampona un'emergenza, si fa un progetto di vita e si lavora a partire da settembre per arrivare fino a luglio avendo degli obiettivi plurimi che sono quelli di cui abbiamo parlato poco fa.